Diciamo che è sorta una grossa criticità per quel che riguarda la situazione italiana, criticità che dovesse andare in porto così vedrebbe in difficoltà le 7.000 imprese di autoriparazione che svolgono anche la revisione delle auto. Chiedo al mio collega Marino Alessandro di focalizzare il problema su questo importante problema che si sta configurando. La proposta di modifica al nuovo regolamento europeo verte sul fatto che viene distinta l'attività di autoriparazione dall'attività di revisione, sul concetto che il controllato non deve essere il controllore. Se venisse attuata questa proposta di nuovo regolamento, fa sì che tutte le 7.000 officine che fanno autoriparazione e revisione va da sé che andrebbero in crisi. Noi auspichiamo che questa proposta di regolamento sia mutata in una direttiva nella quale poi ogni Stato membro potrà recepirla. Dagli ultimi emendamenti sorti c'era la voce che circolava che le revisioni venivano effettuate con la scadenza 4-2-1, in realtà rimane la scadenza 4 anni, 2 anni, 2 anni, e a tutela anche del consumatore, perché è stato verificato che la revisione annuale dopo i 6 anni non apportava un miglioramento della sicurezza stradale. Il nostro collega di Belluno vuol dire 2 parole anche lui? Sì, sono Manrico, rappresentante degli autoriparatori della provincia di Belluno. Credo che sia importante a livello europeo ancora una volta dare importanza alla sezione artigianale dell'Italia, una realtà unica. Solo da noi c'è questa persona, questa figura dell'artigiano, l'artigiano che segue il cliente dalla A alla Z, di cui il cliente si fida e che deve cercare di tutelare anche se stesso in questa fase che lo vuole dividere in 2 parti la propria società, una parte di revisione, una parte di riparatore, che non deve, secondo l'Unione Europea, essere integrata. Ma questa è la nostra forza in Italia, la possibilità di avere personale qualificato che sa fare il proprio mestiere, perché è il meccanico di fiducia, è il carrozziere di fiducia, è l'elettricista, l'elettraulico di fiducia, che può aggiustare e sistemare la vettura del cliente in maniera efficace e portare in modo che la revisione sia passata regolarmente e in maniera ottima. La vettura deve essere un veicolo importante. In Italia siamo tutti che andiamo tutti quanti in macchina, deve essere sicura, la vettura deve essere sicura, e questo lo può dare soltanto un artigiano che conosce la propria attività, e su questo noi ci batteremo con questo organismo che abbiamo creato questa sera e che il nostro collega ci darà. A conclusione dell'incontro è stata istituita una commissione interprovinciale che avrà il compito di suggerire, indicare, proporre agli europarlamentari che seguiranno questa proposta di regolamento i suggerimenti più idonei affinché il tessuto dell'autoriparazione in Italia non vada a morire, diciamo.